Buongiorno, Focus Bollettino Colture Erbacee, aggiornamento. Aggiornamento che partirà con il ricordare alcune avvertenze importanti per questo periodo. Le temperature sono ancora alte e quindi è importante visitare gli appezzamenti a colza. Le piantine stanno emergendo o sono già emerse e quindi va posta attenzione a controllare la presenza di insetti, fitofagi che possono danneggiare le foglie. Con queste temperature in pochi giorni il danno può causare una riduzione anche significativa dell'investimento e quindi particolare attenzione ed intervenire intempestivamente nel caso sia necessario. Le temperature sono elevate anche per quanto riguarda le semine prossime del frumento. Sappiamo che temperature elevate possono aumentare il rischio di trasmissione di virus da parte di insetti al frumento e quindi c'è sempre questo difficile equilibrio tra entrare dentro quando i terreni lo consentono, ma non anticipare troppo le semine per evitare il rischio di virosi. Quindi teniamo sotto controllo le temperature, seguite i consigli che verranno veicolati dai bollettini Colture Erbacee che potete consultare sul sito di Veneto Agricoltura www.venetoagricoltura.org oppure ricevere via mail scrivendo a bollettino.erbacee@venetoagricoltura.org. Ricordiamo ancora in questa puntata che si possono richiedere le trappole per larve per il monitoraggio delle larve di latteridi ove le trappole per adulti abbiano individuato popolazioni elevate sopra le soglie indicative oppure siano presenti fattori di rischio. Potete sempre scrivere a bollettino.erbacee@venetoagricoltura.org per ricevere il materiale e avere anche l'assistenza necessaria per fare un buon monitoraggio. Le temperature sono adatte e quindi funzionano bene in questo periodo. Particolare attenzione ancora alla presenza di infestanti resistenti. È abbastanza evidente in alcuni appezzamenti la presenza di amaranto resistente. Dobbiamo ricordarci che la strategia migliore per evitare le resistenze è fare una buona rotazione ed evitare di controllare le infestanti utilizzando sempre lo stesso metodo. Quindi pre-emergenza alternato al post-emergenza sono infestanti resistenti ad alcuni post-emergenza e quindi è particolarmente importante, oltre a fare la rotazione delle culture, alternare anche i metodi di controllo delle infestanti. Ovviamente è sempre possibile, come strategia per ridurre il problema, quella di entrare dentro nei campi con le infestanti resistenti e eliminarle prima che possano disseminare. Alla prossima!